Benvenuti su Basilico Channel. Oggi facciamo i macallè, una ricetta siciliana squisitissima. Allora usiamo 300 g di farina, 100 ml di latte, 100 g di strutto, eventualmente sostituitelo con la margherina. Poi mettiamo 50 g di zucchero, 15 g di lievito secco, oppure eventualmente 5 g di lievito di birra, un uovo, sale, una bustina di vanillina e un cucchiaio o due di rum per dare un aroma squisito. Questo è l'ingrediente che nessuno altro ha messo ancora e ha spiegato su YouTube. Intanto benvenuti su Basilico Channel, io sono Andrea, iscrivetevi, azionate la campana. Allora vedete, abbiamo messo nella farina la vanillina e nel latte abbiamo aggiunto lo zucchero e il lievito, così mettiamo tutto insieme, mettiamo un uovo e adesso aggiungeremo anche lo strutto, 100 g di strutto o di Saim è ottimo proprio perché permetterà a questo nostro impasto di avere una consistenza ottima e soffice, ideale per fare questi cartocci o, come mi piace chiamarlo a me, macallè. Allora vi ho detto 300 g di farina proprio perché nel contenitore all'inizio l'ho messo 250 g e poi ne ho aggiunto un altro po'. Abbiamo messo pure adesso il sale, abbiamo tutto. Ovviamente ci servirà un po' di farina ancora per lavorare l'impasto e l'impasto verrà veramente soffice anche senza usare un'impastatrice o planetaria. Vedete, ovviamente ogni uovo è diverso, ogni farina è diversa, quindi eventualmente dovete mettere uno o due cucchiai di farina in più. La farina 00, quella per i dolci. Allora abbiamo oleato questo contenitore, aspettiamo 2 ore e dopo 2 ore, eccolo qui, vedete, guardate che sofficità questo impasto e soprattutto un profumo ottimo. Da qui ne facciamo 6 parti da circa 97-99 grammi per ogni pezzettino che andiamo a lavorare subito e useremo le canne che sono usate sia per i cannoli che per i macallè e proprio per questo infatti è un dolce tipico siciliano. Io per fare il ripieno di questi dolci, vedete come si fanno? Semplicissimi, si fanno dei salamini con le due estremità un po' più sottili e poi si vanno a intorcigliare nella canna. Ovviamente il video va molto veloce, per la preparazione bisogna avere un po' di pazienza in più. Allora vi stavo dicendo che il ripieno che andrò a mettere praticamente è della crema pasticcera, semplicissima, ne userò soltanto 170 ml. Allora vedete qui, adesso il video va un po' più lento per spiegarvi il procedimento principale per questa ricetta. Insomma, l'impasto dovrà venire lucido e morbido e poi dovete fare in questo modo, adesso è l'ultimo, quindi lo appiattite. Ovviamente cercate di pesarli in modo che siano quasi tutti uguali e poi mettete in una estremità e andate a intorcigliare, giucciugnare. Ecco, e così li lasciate ora in questa teglia. In questa teglia dovranno ancora lievitare per mezz'ora, 40 minuti. Dopo li andiamo a friggere e viene il bello della ricetta. Vedete? Non potete immaginare già l'ottimo profumo che fanno. Così ci siamo. L'olio è caldo, non deve essere molto caldo, non deve superare i 95-100 gradi, proprio perché la frittura avverrà lentamente nell'arco di 6 minuti, 5 minuti. Ovviamente man mano che tenete il pentolino sul fornello o sulla piastra dovete un attimino equilibrarvi e dovete usare due forchette per gestire al meglio i nostri macallè. Io questi macallè li riempirò con la crema, ma ovviamente si può riempire anche con la ricotta setacciata ed è semplicissimo. Potete prendere una ricotta di 250 ml e 250 grammi e mettere 3-4 cucchiai di zucchero a velo e andare a setacciare. Vedete quanto sono gonfiati, quindi la frittura dovrà avvenire in modo lento e poi dovete rivolgerli in un piatto con un tovagliolo in modo che possa asciugare l'olio. Adesso andiamo anche a friggere gli altri e
a brevissimo riusciamo anche a metterli via in modo da vedere l'ottimo risultato di questi macallè. E se volete farli con la ricotta è semplicissimo. Ancora il procedimento non è finito del tutto, proprio perché dovete anche appena si sfornano lasciarli un 30-40 secondi nella carta e poi passarli subito nel zucchero normalissimo, grezzo, in modo da dare anche una croccantezza in più. Dopo, mi raccomando, fateli raffreddare prima di riempirli. Ovviamente per friggere questi macallè dovete usare 1,5 litri, 2 litri di olio adatto per friggere. Non ci sono altri tipi di olio, è semplicemente olio e ovviamente più fresco è l'olio e più buono sarà il nostro preparato. Allora, vedete, come vi dicevo, li mettiamo in questo piatto dove la carta, aspettiamo un pochino. Adesso io già ho finito, ho fatto i miei 6 macallè, avete visto, ho tolto la canna che teneva appunto il macallè, e così riesco con lo zucchero a dare la morbidezza. Ecco, il piatto è passato, dove ci sono queste belle delizie, e mi raccomando, lascia un like, iscriviti, aziona la campana, e se hai delle domande o ti serve una ricetta in particolare scrivi in modo che posso, quando possibile, risponderti e fare anche la ricetta che piace a te. Allora, adesso vedete, io lo sto riempendo con una crema davvero morbida, a tratti leggermente un po' liquida, ma a me piace così perché non voglio che sia eccessivamente budinosa. Vedete, guardate che crostone e quanto è gonfiato, e che delizia, davvero spettacolare questo macallè. Allora, se ti è piaciuto, dai, seguimi e ci rivediamo qui. E adesso finalmente vado a tagliare anche questo dolce buonissimo. Ciao!